Lecito sfruttare l'acqua che scende dalla diga del Vajont? Un'apertura arriva dal presidente uscente della Camera di Commercio di Belluno Treviso. Belluno ha un suo petrolio che è l'acqua, ha un suo petrolio che è esploso con la diga per causa dell'uomo ma non per cause naturali. Ripensare di poter sfruttare, tra virgolette, di nuovo la diga di Longarone, no, ma pensare di sfruttare l'acqua che c'è con strumenti, con piccoli centrali o altro, questo a mio avviso si potrebbe fare. Per rispetto nei confronti della memoria delle vittime, contrarietà in passato era stata manifestata da Roberto Padrini nella loro duplice veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. C'è un problema a monte che ha generato oltre 2000 morti, se non ricordo male, e qui sta ovviamente anche ai bellunesi, ai cittadini di quell'area a pronunciarsi eventualmente. Assoluta contrarietà viene ribadita anche dall'assessore per la montagna della Regione Veneto, Dario Bond, per il quale sul Vajont non possono esserci posizioni intermedie. Non è una questione di convenienza economica, ma di valori, di memoria e di rispetto.